Negli studi di TV12 a Friuli in diretta l'avvocato Giovanni Adami ha ribadito la versione dei fatti sui tifosi friulani fermati a Dortmund e ha parlato dello stato d'animo degli stessi bloccati dalla polizia in vista delle prossime partite della manifestazione europea macchiate dalla paura di questo recente episodio. In realtà in questo caso l'articolo 36 prevede che il pretore, si chiama proprio così, Amtsgericht di Dortmund, debba immediatamente o comunque una volta preso possesso delle carte e tra virgolette delle accuse, decidere sulla liberazione con cauzione, denuncia a piede libero, arresto con possibilità di processo per direttissima il lunedì successivo. Bene, ha deciso per la liberazione completa. Ho sentito che il rappresentante delle forze dell'ordine italiane che ieri sera in televisione parlava di approfondimento e il vaglio delle singole posizioni, ben venga, perché non c'è assolutamente nulla di cui o vergognarsi o di cui preoccuparsi. Adesso io non so chi andrà e chi tornerà a vedere la partita, molti hanno la preoccupazione poi ieri espressa al telefono, era cosa succederà se torniamo a Gelsenkirchen a vedere Italia-Spagna o se andiamo a vedere Italia-Croazia. Chi vivrà vedrà. Non hanno combinato nulla di particolare, quindi loro sono liberi cittadini che possono andare allo stadio.